Prima presentazione ufficiale, Adriana, nella tua Valdobbiadene di Terra e Genio, vite di valdobbiadenesi illustri. L'emozione è grande, il lavoro è stato ancora più grande e oggi finalmente puoi presentare ai valdobbiadenesi quello che più ti sta a cuore. Sì, diciamo che sono stati 3 anni di lavoro e questo libro nasce principalmente da una curiosità personale, che era la curiosità di cercare e approfondire la storia delle persone che hanno lasciato un segno a Valdobbiadene, cercando anche e soprattutto quelle meno conosciute che però hanno dimostrato di avere un peso specifico notevole. Ho cercato di recuperare per questi personaggi spessore e contorni, anche cercando e ricercando le notizie, per così dire, in filigrana, no? In trasparenza, e cercando per ognuno, laddove è stato possibile evidentemente, di segnalare il tratto umano, caratteriale, guardando quindi a documenti che per certi storici sono un po' meno interessanti. Ecco, è un libro sugli uomini, sulle donne, che sono la spina dorsale di questo comune, perché la storia di Valdobbiadene passa necessariamente attraverso la storia delle personalità di uomini e donne che l'hanno vissuto e l'hanno attraversato nei secoli. Tu sei anche docente di comunicazione. Che cosa può rappresentare questo libro per le nuove generazioni di Valdobbiadene? È stato un libro che nel momento in cui ho deciso poi di raccogliere la documentazione, perché non è nato come un libro, è nato come una ricerca personale. Ogni capitolo, ogni personaggio erano all'incirca una 50ina di pagine. Io ho volutamente voluto ridurre i documenti che avevo trovato e ridurli a massimo 5, 6, 7 pagine per autore. Perché secondo me un libro di storia locale non può più essere un tomo. Deve seguire Le mode del momento. le mode del momento, ma anche la predisposizione delle persone, dunque deve essere più, passami il termine, aerodinamico. Questo è il motivo per cui in ogni capitolo c'è uno spazio per la documentazione storica, quasi tutta, non tutta, ma buona parte inedita, quindi l'ultimo anno è stato di ricerca iconografica. Ho cercato di curare anche la parte grafica e ho prestato attenzione, per dire, da docente di comunicazione, anche agli spazi tra i capoversi, proprio perché la lettura deve essere, e spero che lo sia, leggera ma non superficiale. Questo libro, Terra e Genio, sposa quello che era un desiderio, un impegno dell'amministrazione comunale, quello di dotarsi di un nuovo, ulteriore libro di rappresentanza istituzionale che possa essere, diciamo, donato, presentato in occasioni ufficiali per tutte le visite che riceviamo da persone che arrivano da tutta Italia e da tutto il mondo. La volontà era proprio quella di fare un libro diverso dal solito, quindi di concentrarci sulle persone. E casualmente questo desiderio si è incrociato con un lavoro che Adriana Rasera da qualche anno stava già portando avanti, e da qui è nato questo importante libro, importante per tanti motivi, e stasera lo scopriremo. Insomma, già il fatto che ci sia il tutto esaurito e che necessariamente dovremo fare un'ulteriore presentazione, insomma, dimostra quanto alta sia l'attenzione dei valdobbiadenesi, perché questo è un libro che ci fa riscoprire le nostre origini, che ci rende orgogliosi di essere valdobbiadenesi e che ci deve stimolare, non dico emulare, ma a prendere esempio da nostri concittadini del passato, illustri, che con la loro spontaneità e con la loro capacità, con la loro dedizione si sono fatti conoscere in tutto il mondo. E non poteva che essere doveroso rendere omaggio a loro, alle loro famiglie e a noi tutti valdobbiadenesi attraverso questo libro.